lotteremo anche con la nostra vita per le nostre famiglie, ma soprattutto per i nostri figli. Vergognatevi tutti quanti, ci sarà un giorno per voi che pagherete tutto quello che state facendo a noi. Sono stanchi di vivere in preda all'incertezza, i loro contratti di lavoro scadono il 31 dicembre e ancora non sanno quale sarà il loro futuro. Sono i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, cosiddetti ASU. In Sicilia sono quasi 5.000 lavoratori nero legalizzati, come si definiscono loro. Una parte di loro lavora con un regolare beige, timbrando in entrata e in uscita negli enti locali, ricoprendo servizi lasciati vacanti dal personale effettivo. Solo che loro, gli ASU, percepiscono una indennità di disoccupazione, e questo è il grande paradosso, di 580 euro e qualche centesimo dall'INPS, dopo che la Regione versa il contributo, in pratica pagati dalla Regione attraverso l'INPS. Dunque lavoratori che lavorano ma percepiscono una indennità di disoccupazione. Questa mattina i lavoratori si sono dati appuntamento davanti all'Assemblea regionale siciliana. Erano in migliaia, delusi e arrabbiati, soprattutto con l'assessore regionale al lavoro Gianluca Miccichè, colpevole a loro avviso di non aver trovato una soluzione a 10 mesi dal suo insediamento per la loro situazione lavorativa. A nulla è servita la convocazione nei giorni scorsi dell'assessore al lavoro Miccichè a stemperare la tensione. Ci aspettavamo delle proposte concrete, visto che la convocazione è arrivata a ridosso di una manifestazione regionale indetta da CSA, Associazione ASU Sicilia e Confintesa. Ma così non è stato, dicono Giuseppe Badagliacca, Vito Sardo e Mario Mingrino. La convocazione era generica e molto confusa, un modo di procedere che è apparso un chiaro segnale di non voler trovare alcuna soluzione. Da parte dell'assessore Miccichè, come ribadiscono i sindacati, non è arrivata nessuna proposta di stabilizzazione, è stata solo prospettata una nuova proroga, aggiungono i sindacalisti. I lavoratori non si fermeranno, dicono, e oggi siamo qui insieme a migliaia di lavoratori per chiedere all'assessore Miccichè prima e al presidente Crocetta dopo di conoscere almeno le linee guida del percorso di stabilizzazione e le tempistiche. I lavoratori sono stanchi di essere sfruttati e pagati in ritardo, più precari dei precari cosiddetti contrattisti. Loro, anche se precario, un contratto lo hanno sottoscritto. Nel pomeriggio i rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati sono stati convocati dall'assessore, ma è stata l'ennesima seduta conclusa con un nulla di fatto. L'assessore ha preso ancora una volta tempo. Ad oggi non ha le idee assolutamente chiare. Stanno lavorando per raggiungere un percorso di riordino delle normative vigenti, da cui alla fine dovrebbe scaturire la stabilizzazione, senza precisare né in quanti mesi né in quanti anni, e addirittura non sa nemmeno cosa succederà il 1° gennaio. Ci ha garantito che renderà partecipe le rappresentanze sindacali e quindi il percorso sarà sviluppato assieme. Il primo appuntamento dovrebbe essere verso la fine di ottobre. Questa norma di riordino piuttosto che di stabilizzazione, a nostro parere, potrebbe essere anche un metodo per prendere tempo. La cosa che lui sostiene è che si deve arrivare entro la finanziaria con una proposta organica alla finanziaria stessa, che preveda un percorso di stabilizzazione. Monitoriamo ed eventualmente collaboriamo, ma qualora si dovesse fermare l'iter che lui ha detto, dopo che gli abbiamo dato ulteriormente fiducia per almeno 20 giorni, visto che c'è tra l'altro il suo matrimonio di mezzo, siamo pronti a intervenire come possiamo, in modo civile ma determinato.